Si è svolta ieri l'assemblea dei comuni partecipanti al lato idrico della nostra provincia, una riunione svoltasi a porte chiuse, alla fine della quale l'assemblea ha deliberato la risoluzione dei rapporti in essere contrattuali con la società di Marco Campione che da anni gestisce il servizio nell'ambito dei paesi che hanno consegnato le reti. L'assemblea ha tenuto conto anche della decisione dell'interdittiva emessa dal prefetto di Agrigento nei confronti della società. Si chiede ora l'avvio di una fase commissariale che porti a una nuova forma gestionale. L'Assemblea ha dato un'indicazione chiara e netta: questa gestione per Lati è chiusa, la risoluzione è fatta, nel senso che l'Assemblea ha dato indicazioni di notificare al gestore che la convenzione è per noi risolta. Tutto questo è stato accelerato dall'interdittiva che è stata notificata, perché è stato considerato dall'Assemblea un elemento nuovo ma che ha aggravato la posizione di inadempimento che già era stata ampiamente lamentata dall'Lati stessa. Il CDA sarà sostituito da un commissario, da un collegio di commissari nominati dal prefetto, che serviranno appunto a traghettare questa fase nelle more che nel tempo più breve possibile venga individuata una nuova forma di gestione. I lavoratori continueranno a lavorare, non significa che da domani tutto questo finirà. Tra l'altro una forma di gestione del servizio idrico integrato, qualsivoglia essa sia, necessita di una struttura e di lavoratori, quindi questo non apre un problema da questo punto di vista. L'assemblea è finita, un consuntivo come sindaco anche di Raffadali. Quali sono le istanze che sono arrivate in particolare dall'assemblea? Ecco, questo vogliamo sapere. Io penso che l'assemblea abbia preso una decisione rimanendo con i piedi per terra e cercando di proiettarsi anche nel prossimo futuro. Abbiamo detto che c'è questa interdittiva che mette il comune a un bivio, noi siamo pronti di nuovo a riprenderci la gestione delle acque, ma a condizione che ciò non rechi danno reparabile all'ente. Abbiamo un provvedimento ancora impugnato da parte dell'ente gestore, vogliamo vedere gli sviluppi giurisdizionali e poi noi abbiamo detto al prefetto con la nota che abbiamo appena stilato che siamo pronti ad applicare la risoluzione del contratto e a riprenderci di nuovo la gestione del servizio idrico integrato. Per i cittadini ci saranno dei disservizi? Non ci sarà nessuna interruzione di servizio, ci sarà solo un interlocutore diverso e speriamo che sia un interlocutore che voglia dialogare e partecipare alle scelte dei comuni. Chi può essere questo interlocutore diverso? Non lo so, sarà Sua Eccellenza il Prefetto a decidere chi verrà a gestire Girgenti Acque in qualità di commissario straordinario, è una sua facoltà e penso che sia una facoltà che sfrutterà bene mandando persone competenti e persone che dialogano con noi. In nome dell'Intercopa praticamente dico che ogni vicenda poi ha un lieto fine, il lieto fine è che finalmente con questi atti praticamente di oggi è l'inizio del ritorno all'acqua pubblica, quello che noi abbiamo sempre auspicato, quello per cui ci siamo sempre battuti e praticamente siamo contenti del risultato. Mi pare che abbiamo raggiunto il nostro scopo dopo tanti anni di lotta, finalmente siamo riusciti forse a ritorno all'acqua pubblica in un modo legale, finalmente senza ulteriori proteste. Mi pare che i sindaci siano d'accordo e che finalmente il cittadino possa finalmente respirare ampiamente e risparmiando anche denaro.